La conferenza quotidiana del governatore Zaia si è spostata dalla Protezione Civile a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, per la presentazione dei nuovi direttori generali delle 9 ULS, delle 2 aziende ospedaliere di Padova e Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'azienda Zero. Una squadra scelta tra 101 candidati per lavorare in sinergia. Un'ottima squadra, lo vedrete, lo dimostreranno sul campo, donne in gamba, assolutamente professionisti in gamba, e direi che ci sono tutti gli elementi per fare un bel lavoro. Abbiamo affidato le nostre aziende ospedaliere del Veneto, ma abbiamo affidato in mano il territorio e il futuro della nostra salute, e direi che sono tutti professionisti che sono in grado assolutamente di far crescere ancora di più dal punto di vista sanitario il Veneto. 7 di loro sono alla prima nomina, 2 riconfermati nella stessa sede, 4 riconfermati ma nominati in una sede diversa dalla precedente. Molti sono medici. Soprattutto medici, è stata la volontà di segnare ancora di più questo percorso, che è quello delle professioni mediche, e poi le professioni infermieristiche, e quindi con il primo direttore generale d'Italia che viene dal percorso infermieristico. 4 su 13 sono donne. Delle grandi professioniste, e ho voluto che fossero in squadra. Non ne farei sempre una questione di numeri, direi che questo è stato la formazione ideale che abbiamo trovato, perché poi è una formazione che parte dalla professionalità, dalle caratteristiche personali, dalla capacità di dialogo. Questa è la formazione ideale, proprio per mettere sullo stesso piano nelle scelte uomo e donna. All'ULS 1 Dolomiti una new entry, Maria Grazia Carraro, mentre all'ULS 2 Marca Trevigiana ha riconfermato Francesco Benazzi. All'ULS 3 Serenissima arriva Edgardo Contato, che prende il posto di Giuseppe Dalben, passato all'azienda ospedaliera di Padova. Nuovo anche Mauro Filippi all'ULS 4 Veneto Orientale, che perde Carlo Bramezza, assegnato all'ULS 7 Pedemontana. All'ULS 5 Polesana Patrizia Simionato, ex direttore generale di Azienda Zero, mentre all'ULS 6 Euganea Paolo Fortuna. Maria Giuseppina Bonavina sarà all'ULS 8 Berica, mentre all'ULS 9 Scaligera confermato Pietro Girardi. Nuovi all'azienda ospedaliera di Verona Callisto Bravi, all'Istituto Oncologico Veneto Patrizia Benini, all'azienda Zero Roberto Toniolo. Il contratto è un 3+2 con riconferma al terzo anno. Guadagneranno 154.000 euro lordi l'anno. Zaia non dimentica però il lavoro svolto dai direttori uscenti, soprattutto nell'ultimo anno. Si lasciano per il pensionamento, ma vanno assolutamente ringraziati, come ho fatto oggi, visto e considerato che hanno fatto crescere le nostre aziende ospedaliere, le nostre aziende territoriali, ma sono direttori che poi hanno anche vissuto questo anno tragico, ed è bene ricordare il grande lavoro ciclopico che hanno fatto.